59 e 127 sono i numeri di due leggi del lontano 1997 che portano il nome dell'allora ministro alla funzione pubblica Franco Bassanini, in cui per la prima volta nella storia della nostra Repubblica si parlò di semplificazione amministrativa e riforma della pubblica amministrazione. Fu l'illusione rimasta ai noi tale dell'avvio di un cammino di rinnovamento e facilitazione delle pratiche quotidiane che ridimensionasse quell'enorme carico di incombenze e adempimenti caratteristici di qualunque tipo di procedura per l'ammissione alla, chiamiamola, vita pubblica, dove ognuno di noi deve in qualche modo adeguarsi ad una classificazione in cui rischiamo di non riconoscerci più, tale e tante la complicazione richiesta in ogni passaggio per aspirare ad arrivare al traguardo di un percorso che probabilmente rimpiangiamo di aver intrapreso, ma che diversamente ci avrebbe posto ai margini della società stessa. Pensate quando questo complesso ragionamento si applica alla volontà di intraprendere o gestire un'attività imprenditoriale. Tale e tante è la complessità della nostra burocrazia che in un'azienda il titolare deve riservare una importante porzione del tempo di lavoro all'espletamento di quelle pratiche ritenute imprescindibili per poter svolgere tranquillamente il proprio lavoro. La CGA, Associazione Artigiani di Mestre, in base alle analisi elaborate da autorevoli fonti economiche, ha calcolato in 57 miliardi di euro la spesa complessiva annua a carico delle imprese del nostro Paese per venire a capo di tutte le incombenze, leggi, pratiche, permessi ed adempimenti richiesti dalla burocrazia. Una vera e propria follia a carico di chi dovrebbe favorire la crescita economica del Paese, ma che finisce soprattutto per alimentare il mostruoso e pachidermico apparato statale italiano. Tutto questo in un contesto storico, politico, sociale assolutamente critico, il più critico probabilmente dal secondo dopoguerra del Novecento ad oggi. Al pari del caro bollette, del fisco eccessivo e della cronica mancanza di liquidità, l'oppressione burocratica è l'ennesimo ostacolo per chi fa impresa. Per migliorare l'efficienza dello Stato bisogna spingere sulla digitalizzazione della pubblica amministrazione e semplificare il quadro normativo, arrivando al punto che gli uffici pubblici non potranno più chiedere ai cittadini e soprattutto alle aziende documenti già in loro possesso.